Lunedì 13 gennaio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti, buongiorno. Allora, sanità, purtroppo non si ferma la spirale delle aggressioni in corsia. L'ultimo episodio è avvenuto nel Catanese, dove una pediatra è stata picchiata da una donna. Sentiremo anche lo sfogo del direttore del reparto a Biancavilla. Siamo diventati bersagli. Quali sono le condizioni della dottoressa? Devo dire con un ottimismo che le condizioni fisiche vanno bene, chiaramente c'è ancora un grande coinvolgimento emotivo che non passerà da subito. Ai contorni di una spedizione punitiva, l'ultima aggressione avvenuta in un ospedale ai danni di un medico. L'ultimo episodio è accaduto a Biancavilla, dove una giovane madre di 25 anni ha aggredito e picchiato una dottoressa del reparto di pediatria. Prima la donna, visibilmente alterata, ha cercato la pediatra in reparto. Non trovandola, si è recata al pronto soccorso dove si è consumata l'aggressione. Alla base del gesto ci sarebbe un rancore legato alle condizioni sociali e familiari della donna, che è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri per effetto della nuova legge. Attonito il primario del reparto per questo episodio di violenza. A memoria mia questa è la prima volta, ecco perché rimango basito da un'esperienza del genere, è la prima volta che mi accade di assistere o di essere testimonial di un evento del genere. Come si spiega questa escalation di aggressioni al personale medico anche in reparti tranquilli come finora è stata pediatria? I camici bianchi sono diventati oggetto di attenzione. In maniera maldestra, in maniera inaccettabile, in maniera condannabile sotto ogni profilo, da parte di chiunque voglia sfogare le proprie rabbie, i propri rancori, le proprie insoddisfazioni. E il camice bianco è diventato un emblema di questa voglia di scaricare le proprie ansie e tensioni. Servono più tutele, ci dice il primario, che non ritiene le bodycam un deterrente sufficiente, come proposto invece dall'Ordine dei Medici. Io ritengo che ancor più utile sia un completamento di tutti gli organici, un aumento delle tutele dei luoghi di lavoro. Io preferirei più aumentare la capacità di mettere dei vigilantes o dei posti di polizia nei pronto soccorso, soprattutto quelli più caldi. E vediamo adesso con Luca Ciliberti cosa dicono i quotidiani oggi. Allora, riprendiamo proprio dal servizio che abbiamo visto, alla richiesta del medico, seguita anche dalla richiesta di un sindacato, l'UGL, un sindacato di destra in questo caso, di ripristinare negli ospedali il servizio di sicurezza. Lo prendiamo dal quotidiano La Sicilia. La richiesta è appunto non solo relativa a questa aggressione, che è l'ultima in ordine cronologico, ma ce ne sono state altre, sempre in pediatria. Ricordiamo l'ultima, la penultima, proprio a Catania, al Policlinico. Il sindacato sollecita un supporto concreto e dunque la richiesta a tutte le istituzioni di supportare questa sicurezza. Ecco, poco fa non ho annunciato i temi che svilupperemo più avanti. Ci saranno una discussione sulle novità per gli affitti brevi, poi incontreremo la vincitrice catanese di un importante premio scientifico, si chiama Maria Rosa Stropea, sarà nostra ospite e le faremo i complimenti, e poi ancora la Sicilia che sarà ospite del torneo delle regioni, torneo di calcio. Ma torniamo ai fatti delle ultime ore. A Palermo c'è un clima avvelenato a Villa Sofia nell'occhio del ciclone per disservizi e morti sospette. Il governatore Schifani continua a volerci vedere chiaro e oggi incontrerà il manager, il dirigente dell'ospedale. Nei giorni scorsi si era dimesso il direttore sanitario. Vediamo. Concorrenti responsabilità gestionali fanno sì che il personale assegnato al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia sia insufficiente e gli spazi dell'area di emergenza inadeguati. 2 giorni dopo le dimissioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello e 24 ore prima della convocazione del direttore generale e il manager della stessa azienda, che domani dovrà presentarsi a Schifani, emergono i dettagli di una relazione del dirigente generale della pianificazione strategica in sanità.
sulla situazione dell'ospedale. Salvatore Iacolino si è recato a Villa Sofia a Capodanno e la sua prima attività del 2025 è stata proprio quella relazione riservata al Presidente della Regione, nella quale parla di gravi situazioni deficitarie, in particolare a ortopedia e medicina, con 50 pazienti in barella nell'area del pronto soccorso e 15 con fratture in attesa di intervento. Qualche giorno dopo arriverà la denuncia dei familiari di uno di quei 15 pazienti morto in ospedale dopo 17 giorni di attesa. Una relazione dunque che non accusa i medici ma la gestione dell'ospedale. Intanto gli stessi medici ospedalieri sono in rivolta e chiedono bodycam contro le aggressioni, denunciando un clima di continua intimidazione. I primari invece difendono il direttore sanitario dimissionario dopo l'incontro con Schifani. Intanto i sindacati denunciano ulteriore caos gestionale anche all'ufficio ticket, dove sarebbe stata spostata una unità di personale inopinatamente nel momento della maggiore pressione, e chiedono un cambio di passo nel processo di riorganizzazione aziendale. Ecco Luca, i quotidiani siciliani come ne parlano? Il tema è questo, diventa apertura del Giornale Sicilia, il quotidiano di Palermo, eccolo qua, rinforzi per l'ospedale in crisi, manovre in corso nella sanità siciliana dopo l'ispezione dei giorni scorsi, fino a 50 pazienti al pronto soccorso e non tutti sulle barelle, equipe itineranti al civico e al policlinico e posti letto in altri nosocomi per alleggerire l'emergenza alla Villa Sofia finita nella bufera. E qui c'è il tema chiave, no? Riportato in questa frase, la Regione che dice responsabilità gestionali. Lo abbiamo sentito nel servizio e diventa anche approfondimento di altre pagine di giornali. Qui siamo sulla Sicilia, a Villa Sofia profili di responsabilità gestionali, la relazione dell'assessorato che inchioda l'azienda. Il tema è proprio questo, cioè il commissario diciamo della Regione, il responsabile, il manager per la pianificazione strategica in sanità, che si chiama Salvatore Iacolino, eccolo qua, nel giorno di Capodanno, quindi in silenzio, senza fare annunci come hanno fatto per esempio alcune forze politiche che hanno fatto il giro degli ospedali siciliani, in silenzio nel giorno di Capodanno si è recato in questo ospedale a Palermo e ha visto tutto quello che non funzionava, ha stilato una relazione e ha scritto: la criticità dell'area di emergenza, che si riferiscono alla limitatezza degli spazi, alla carenza di risorse umane, si uniscono a un'altra grave carenza di personale, prevalentemente profilo professionale medici, che in un ospedale che è centro di riferimento per la Sicilia occidentale e per la traumatologia sembrano poter evidenziare profili di concorrente responsabilità gestionale. Quindi insomma è un problema di gestione di questo ospedale. Infatti nei giorni scorsi si è dimesso il direttore sanitario della Villa Sofia e oggi ci sarà l'incontro del presidente Schifani con il manager dell'ospedale. Passiamo a un altro argomento di cui ti sei occupato tu nel punto, Luca, la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. Ospiti di spessore che hai avuto in trasmissione per affrontare il tema che divide però la politica e anche la magistratura. Vediamo. Bocciata dal Consiglio Superiore della Magistratura la riforma della giustizia per la separazione delle carriere, approvando con 24 voti, compresi quelli di tutti i membri togati, oltre a 2 laici e 2 membri di diritto, un parere particolarmente critico nei confronti della riforma contenuta nel disegno di legge costituzionale del governo. Se ne è discusso durante la trasmissione di approfondimento di Telecolor, Il Punto, con ospiti di un certo spessore, tra cui i procuratori Fonzo e D'Amato, il penalista Fiumefreddo, il giudice Reale e il costituzionalista Giuffrè. Con questa riforma l'ordinamento costituzionale viene completato, si rimette al centro la persona con i suoi diritti e le sue libertà e si dà piena attuazione alla parità di armi in contraddittorio nel processo secondo i canoni del modello accusatorio e secondo quindi le direttrici dei principali paesi liberal-democratici. L'ordinamento giuridico italiano esprime una magistratura forte perché questa ha una propria autonomia e indipendenza, ma dal 2020 le riforme in materia hanno modificato su alcuni fronti l'andamento dei processi. L'esigenza di questa politica di oggi è quella di arrivare ad una semplificazione delle procedure e io non vorrei che la semplificazione delle procedure, secondo una eterogenesi dei fini, porti poi, sia pur non volendolo, attenzione, ad un controllo della magistratura dall'esterno, visto che proprio la magistratura italiana in questo momento è molto forte.
Mentre il dibattito resta aperto, non si piega il ministro della giustizia Nordio, che assicura: noi andremo dritti per la nostra strada senza esitazioni. I cittadini ci hanno conferito il mandato di fare questa riforma e noi la faremo. A te Luca Gilberti. Tema apparentemente ostico, però guarda Michele, diventa apertura per esempio del quotidiano Il Foglio questa mattina, eccolo qua, giustizia 2024, i sopravvissuti a soluzione dopo anni di ingiusta carcerazione, processi fallimentari, teoremi accusatori crollati, condanni economici all'immagine ed ormai fatti e spesso irreparabili, cronache di ordinaria gogna mediatico-giudiziaria da un altro anno di mala giustizia accertata. E allora perché si parla di mala giustizia? Guarda, altri quotidiani nazionali ne parlano, questo per esempio è Repubblica, sulla riforma, mani pulite a Dio, più di un italiano su due crede al teorema dei giudici politicizzati, che è quello di cui si occupa questa riforma, le correnti, insomma tagliare via le correnti. Ci sono poi un po' di approfondimenti sul tema, come la pensa questo o quella parte politica. Ancora un altro quotidiano si occupa dello stesso tema, questa è La Stampa, su 2 articoli diversi, consulta, c'è l'accordo sui nuovi giudici, ultime trattative per eleggere i 4 nomi già da domani, potrebbero essere donne, quindi eccolo qui, quindi il tema politico legato alla giustizia, e l'intervista a Giuseppe Santalucia, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che interviene proprio su questa riforma. Il vero obiettivo della riforma è indebolire il processo giudiziario, la terzietà di chi fa le sentenze è un falso argomento, la pubblica accusa sarà collocata nella sfera di influenza del governo, quindi un tema che ancora è nell'agenda politica. Grazie Luca. All'ospedale di Cecina, questa è una notizia che non troverete sui quotidiani stamane, a Cecina, vicino a Livorno, è morto a 82 anni il grande fotografo Olivero Toscani. Lo ha annunciato la famiglia con immenso dolore. Dice un comunicato: diamo la notizia che oggi il nostro amatissimo Olivero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. La nota è firmata dalla moglie Kirsti Toscani con i figli Rocco, Lola e Ali, cui mandiamo la nostra solidarietà. Toscani era da tempo sofferente di una malattia incurabile. E passiamo al calcio adesso. La crisi senza fine del Catania con il Massimino, terra di conquista. Questa volta vince la Juventus Next Gen e alla fine scatta la contestazione della tifoseria. Disastro Catania, il 2025 comincia come peggio non poteva. Dopo la sconfitta di Benevento arriva anche quella interna con la Juventus Next Gen e questa volta non c'è nemmeno la prestazione, soprattutto nella ripresa. Toscano sceglie la stessa formazione che ha giocato dall'inizio a Benevento. Partita bloccata in avvio, il Catania prova a costruire, i bianconeri si chiudono per ripartire, così diventa inevitabile cercare la conclusione da fuori. A metà tempo ci prova Raimo, ma il tiro esce. Poco dopo buona iniziativa di Stoppa che crossa dalla sinistra, Castellini impatta di destro e manda al lato. La gara adesso è più vivace e Farroni è bravissimo a deviare su conclusione ravvicinata di Guerra. Poi si avventa sulla sfera Fenaghian, ma arriva un altro salvataggio del portiere. La squadra di Brambilla prova ad innescare la corsa di Afenaghian e ci riesce al meglio a fine primo tempo. L'ex cremonese scappa, tenuto in gioco da Castellini, e va a siglare il gol del vantaggio per i bianconeri. In avvio di ripresa, fuori Anastasio e Carpani, dentro Lunetta ed Andrea, il Catania fatica, è fragile, la Juve regge senza penare, così arriva anche il momento di Guglielmotti per Raimo. I rossazzurri adesso ci provano, ma Inglese con un gran tiro prende in pieno la traversa, la palla arriva a Lunetta che manda alto. Ancora Lunetta ha sul piede la chance del pareggio, ma spedisce fuori dopo un colpo di testa di Gherardi su azione d'angolo. Come sempre nel calcio, gol sbagliato, gol subito. Semedo, è entrato nella ripresa, sfrutta l'assist di Guerra e mette dentro lo 0-2 con un tiro nell'angolino. A poco serve la rete di Lunetta sul fischio finale dell'arbitro, il pubblico contesta, 150 ultras lo fanno anche fuori dallo stadio in via Ferrante a Porti. Contestazione finita dopo circa 3/4 d'ora con l'intervento delle forze dell'ordine e alcuni giocatori che hanno parlato con i tifosi. Adesso tocca alla società tentare di salvare il salvabile in una stagione che già da tempo è insufficiente. A te Luca. La questione degli scontri diventa tema d'apertura anche del quotidiano La Sicilia, che vediamo, poi leggeremo tutto il resto della prima pagina, su una fotonotizia delle 2 oggi in pagina. Catania contestato, i rossazzurri perdono al Massimino per 2-1 contro la Juve Next Gen, si scatena la rabbia dei tifosi contro squadra e dirigenza. Lo andiamo a vedere dentro il giornale, dentro il quotidiano, questo articolo, ed eccolo qui, duro confronto tra ultra
eccetera. Ci sono anche le foto, insomma, dello scontro duro, confronto fra 150 ultra e i giocatori. Andate a lavorare, sono finite le serate, come dire, scarso impegno, nessun incidente, il raffronto sotto la pioggia battente è stato soltanto verbale. La Digos Etnea ha sorvegliato l'incontro avuto con Castellini, Sturaro e Guglielmotti, che sono 3 calciatori rossoazzurri. Poi però c'è tutto il resto, c'è la cronaca sportiva, quella che ha raccontato il servizio. Eccolo qua, poche idee, il Catania perde 2-1 contro la Juventus Next Generation, poche idee e molto confuse, i bianconeri si impongono in un Massimino silenzioso, e questa è un'anomalia perché di solito è uno stadio molto diciamo accalorato. Terra di conquista, agli ospiti è bastato sfruttare prima una ripartenza e alla fine un'occasione dal limite, ininfluente la realizzazione di Lunetta. Nella pagina successiva, che scorriamo in questo modo, ci sono anche le parole del tecnico dei rossazzurri: chi tra i calciatori non è contento vada via, quindi a testimonianza che il clima anche nello spogliatoio è veramente molto acceso. A te, Michele. No, prego, continua con le altre notizie della Andiamo con la rassegna stampa regionale. Allora, ritorniamo sulla prima pagina della Sicilia per vedere le altre notizie. Abbiamo visto quella di calcio. L'altra fotonotizia che diciamo apre il quotidiano è "Piove sul bagnato". Insomma, un titolo molto semplice per una vicenda che fa sorridere, diciamo, per non piangere, possiamo dire. Per non piangere, no, Michele? Noi ci siamo occupati spesso di queste vicende di Agrigento, capitale della cultura. Dopo le gaffe sui cartelli, ecco le infiltrazioni dal tetto del Teatro Pirandello, che sabato prossimo accoglierà Mattarella per l'apertura dell'anno da capitale della cultura. Devo dire che insomma, non fa onore alla città. Altre notizie, sempre in apertura, il DDL sicurezza, il governo, quindi questa è una notizia di carattere nazionale, accelera gli scontri per rami, altri agenti feriti, la famiglia del ragazzo, basta la violenza. E poi la liberazione dell'ingegnere iraniano Abedini, l'uomo dei droni già in casa. Poi lo vedremo anche nella rassegna nazionale, ci sono molti ritratti di questo ingegnere iraniano. La mala sanità di cui abbiamo parlato e alcuni approfondimenti. In taglio alto ci sono 3 notizie, tutte e 3 secondo me molto importanti, perché una riguarda il ponte, il progetto del CIPES, diventa incognita in Commissione europea. Sempre per i trasporti il caro voli senza freni, più 22%, quindi salgono ancora i prezzi dei biglietti, e poi rimborsi, boom di richieste per l'operazione caro voli della regione siciliana, quindi si potevano fare le richieste, adesso arrivano e stanno arrivando i rimborsi, ma continuano ad esserci tante richieste. E poi l'allarme di Confindustria Catania, attenzione perché sta aumentando di nuovo il prezzo dell'energia, che peserà sui consumatori certamente, ma molto sulle imprese e quindi poi sull'aumento dei prezzi. Andiamo a vedere proprio questa notizia del teatro, perché fa molto sorridere davvero questa storia. Piove sul palco di Pirandello, l'ira di Schifani, aspettando il presidente Mattarella, l'ira di Schifani. Allora il sindaco dice: attenzione, sabato prossimo, mette le mani avanti, no? Cercheremo di fare il possibile per far sì che sia tutto pronto. Dice il presidente: mi è stato garantito che il problema sarà risolto in tempo utile, ma ho ribadito l'assoluta necessità che si trovi una soluzione definitiva. In caso contrario la regione invierà un'apposita squadra di tecnici qualificati per intervenire tempestivamente per garantire la piena funzionalità del teatro. Anche qui, come dire, il commissariamento dell'acqua, della toppa dell'acqua. Sempre su questa pagina ti faccio vedere questa notizia che riguarda Messina Denaro, ma che riguarda un po' un'inchiesta di questi giorni di Lirio Abbate su Repubblica. Ieri un long form molto bello nell'edizione della domenica. Long form è un approfondimento di molte pagine. Le libricine di Messina Denaro, 13 anni di latitanza e le foto da turista. C'erano insomma queste foto di Matteo Messina Denaro, inedite, tra l'altro anche un po' diverse rispetto all'identikit che avevano diffuso le forze dell'ordine. Molto diverse. Repubblica ovviamente ci torna, perché poi questa notizia di ieri è stata ripresa da tante testate, ci torna con altre 2 pagine, eccola qua, quindi poi allunga in qualche modo il racconto. Verona, Sardegna, le serate romane, la latitanza di lusso di Matteo
Matteo Messina Denaro. Si era detto che era un uomo amante del lusso, amante dei viaggi, della bella vita, e quindi qui viene testimoniato proprio questo. Nei pizzini sequestrati i nomi in codice dei complici che lo hanno protetto per anni. Adesso i PM di Palermo indagano sulle 15 identità utilizzate dal padrino, e qui su Repubblica lo fa rivedere i diari del boss. C'è anche poi, eccola qua, la TV come si è occupata, no, di questa storia. Giletti, l'intervista a Baiardo in TV, è stato pagato, vi ricordate quando arrestarono Matteo Messina Denaro, questo connivente dei Graviano, Salvatore Baiardi, il gelataio di Omegna, disse ma lui si è fatto prendere, insomma quasi come se fosse un'intervista spontanea. In realtà qui viene fuori che è stato pagato per rivelare queste verità a uso e consumo della televisione. Quelle lettere alla figlia, ancora qui, vedete, si arricchisce, no, il racconto, quelle lettere alla figlia che lo rinnegò per giustificare una vita da fantasma. Lei non lo voleva vedere, ma il boss le scriveva per fare l'apologia della sua esistenza da mafioso. Devo dire che davvero sembra, se non fosse per la crudeltà e il sangue sparso negli anni, sembra veramente un racconto quasi da fiction, come lo sta raccontando in questi giorni Repubblica. Andiamo a vedere le altre notizie. Se restiamo sempre, invece torniamo sulla Sicilia e ci occupiamo di Catania. Nella pagina, nel tomo che riguarda la città, strade al buio, c'è l'app U-Urban, eccola qua, l'illuminazione pubblica. Abbiamo parlato anche noi spesso, no? Lo segnaliamo, anche il nostro TG, di segnalare quello che non va. Allora, illuminazione pubblica, sarà sostituito tra pochi giorni il palo caduto in viale Vittorio Veneto. L'assessore rassicura, non rileviamo altre particolari criticità, resta il nodo di via Ustica, novità sull'asse dei servizi. Tante notizie che riguardano poi la cronaca della città, ci sono anche i controlli con le nuove norme del codice della strada, la Polstrada spaventano più le multe salate, senza assenza di RC auto ancora diffusa. Prego. A proposito di traffico e di multe, darei la linea al vicequestore di Ragusa, al dottor Angelo Tranchesi. Buongiorno questore. Allora, quali sono le notizie sul traffico stamattina? Buongiorno a lei, direttore. Allora, la prima vera novità l'abbiamo sull'allerta meteo per le prossime 36 ore. Ci sono dei forti rischi di pioggia sparsa su tutto il territorio e in particolare forte vento. Quindi questo è un'ulteriore raccomandazione a commisurare ancora di più la velocità rispetto ai limiti imposti dalla segnaletica stradale. Per il resto non abbiamo particolari problematiche da segnalare. Fortunatamente non ci sono situazioni di incidentalità e riscontriamo solo intenso traffico sulla tangenziale di Catania direzione Siracusa, all'altezza dello svincolo San Gregorio per quanto riguarda l'A18 Catania-Siracusa, e anche i soliti problemi per quanto concerne la chiusura dello svincolo di Enna per il quale si consiglia di entrare allo svincolo di Mulinello di Dittaino, e altre piccole problematiche che sono legate sempre all'inizio settimana, quindi traffico fisiologico. Grazie. Approfitto di questa... Sì. Volevo solo fare una precisazione, rubo un minuto, lo ritengo abbastanza importante informare i telespettatori. Prego. Vorrei dirimere alcuni dubbi, direttore, perché per quanto concerne le modifiche al codice della strada, da parte dell'utenza o leggo anche alcune polemiche sui social. Per quanto riguarda l'assunzione di bevande alcoliche, nulla è cambiato se non l'inasprimento della sanzione. Quindi, al di là dei conducenti professionali e dei neopatentati per i primi 3 anni che hanno il limite 0, per quanto concerne invece il limite stabilito dalla legge, rimane lo 0,50. Significa che bere con moderazione, soprattutto in coincidenza dei pasti, è ammesso e bisogna solo fare eventualmente attenzione nel momento in cui si hanno dei forti dubbi e quindi far guidare chi eventualmente si trova in uno stato psicofisico migliore, oppure aspettare del tempo, perché si sa che più passa il tempo e più la curva etilica, diciamo,
decresce nel momento di nostro controllo. Quello che è veramente cambiato, direttore, è il discorso che per quanto riguarda l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di sostanze psicotrope non è più contestualizzato all'atto del controllo, ma se noi facciamo un riscontro e risulta positivo, quindi per un'assunzione anche nei giorni precedenti, sia noi con gli strumenti adesso permessi dalla legge o eventualmente le strutture sanitarie, possiamo procedere al ritiro per la sospensione della patente di guida. Purtroppo dati statistici hanno dimostrato che per incidenti gravi o incidenti mortali i conducenti spesso in molti casi erano in condizioni psicofisiche alterate derivanti da alcol o da sostanze stupefacenti. Noi come forze di polizia abbiamo l'obbligo di salvaguardare la vita umana e non possiamo sostenere l'anticultura dello spallo. Pertanto raccomando sempre prudenza e bisogna conoscere le leggi per poterle applicare. Grazie direttore di questa opportunità. Grazie a lei per queste precisazioni, queste informazioni molto importanti per la nostra sicurezza. Rapidamente andiamo in diretta, eccola qua, il traffico. Qui siamo in via Vincenzo Giuffrida o al Tondo Geni, che siamo? Sì, Giuffrida, sì. Se il traffico c'è intenso ma è scorrevole, come si suole dire. Vediamo se c'è ancora il Tondo Gioeni da vedere. Idem, lì ci sono come al solito i semafori pedonali che giustamente obbligano le macchine a fermarsi, ma insomma il traffico è intenso ma scorre. Ci fermiamo per qualche istante e poi tra poco tornerà la linea a Luca Ciliberti per la lettura dei quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, la linea ancora a Luca Ciliberti per un'occhiata ai quotidiani nazionali. Grazie Michele. Allora, ci sono tre temi fondamentalmente che diciamo, attirano e mettono al centro l'attenzione dei quotidiani, la liberazione dell'ingegnere iraniano Abedini, poi gli scontri violenti in questi giorni per due storie diverse, il caso Rami ma anche l'attacco alla sinagoga e poi ancora gli incendi a Los Angeles. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Caso Sala, liberato Abedini, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Non ci sono le condizioni per l'estradizione, il plauso del regime, il tacito assenso degli Stati Uniti. Nordio chiede la revoca degli arresti dell'uomo dei droni che è già a Teheran, quindi è stato diciamo, in qualche modo va avanti insomma, questa trattativa. Accelerazione per preservare il patto con l'Iran. In retroscena molto interessante raccontato da una prima firma del Corriere, Giovanni Bianconi, il patto tra l'Italia e l'Iran non poteva rischiare di saltare, per questo Nordio ha accelerato i tempi. Il ministro può stabilire la revoca degli arresti a fini estradizionali in virtù della natura politica della decisione finale che spetta sempre al potere esecutivo. Quindi insomma questo è molto importante. Los Angeles, come dicevamo, si teme ancora per il vento, Trump accusa i democratici, quindi lo scontro politico messo qui in taglio alto di spalla, i roghi della California, lo scontro sugli incendi, ricordiamo ci sono sono già 16 vittime, colpita tutta la zona delle ville delle star, degli attori di Hollywood, insomma fa anche clamore per questo incendio. Lo scontro diventa negli Stati Uniti anche politico tra democratici e repubblicani. E ancora a centropagina questa tragedia in Val d'Ossola, travolti, eccolo qua, travolti dalla valanga, 3 morti e Dio un campione della vela, una valanga travolge un 65enne titolare di un'autoscuola, un 48enne campione di vela, scusate, e un 34enne, quindi 3 morti tra gli sci alpinisti. Andiamo a vedere un'altra prima pagina è quella di Repubblica, poi andiamo a approfondire questa notizia di Abedini. Nordio libera Abedini, quindi molto sintetico ma efficace il titolo di apertura della Repubblica. La svolta dopo la soluzione del caso Sala, Teheran ringrazia l'Italia. E poi, come vi dicevo, verità per Rami, non vendetta, l'appello del padre, ma si alimentano gli scontri in Italia, anche diciamo alla luce di quello che sta avvenendo fuori con i video che
che vengono diffusi appunto attraverso soprattutto i social. Questa è Repubblica in apertura. La Stampa, eccolo qua, Abedini libero, giallo, segreti nucleari, il caso, vedete qua, il caso Sala, l'Italia velocizza i tempi per anticipare nuove richieste di estradizione negli Stati Uniti, Nordio firma la scarcerazione, l'ingegnere dei droni a Teheran, gli Stati Uniti vogliono la sua valigetta. E allora andiamo a vedere chi è questo ingegnere, perché è riportato su tutti i giornali, è molto interessante la figura, diciamo, che viene fuori. Eccolo qua, dal Corriere della Sera prendiamo questo articolo. E l'ingegnere scoppia in lacrime grazie a chi lo ha operato in silenzio. Abedini ha lasciato il carcere di Opera. Questa è la foto ovviamente di Abedini, ma eccolo qua, lo prendiamo, eccolo qua dalla Repubblica, l'ingegnere dei misteri, che per gli Stati Uniti trafficava con i droni dei Pasdaran. Lui dice: sono solo uno studioso, si alimenta, no? questo giallo internazionale. L'intelligence americana, vedete che, voglio dire, non qualche investigatore così della domenica, lo considera una colonna delle guardie rivoluzionarie, il sospetto che le sue società siano di facciata per aggirare l'embargo, quindi insomma sullo sfondo tutta questa storia, diciamo, a sfondo di spionaggio. Mai lavorato con i terroristi, dice lui, sono preoccupato per la mia famiglia, aveva fatto sapere nei giorni scorsi tramite il suo avvocato. Che cosa succede? Questa mossa, diciamo, dell'Italia come è stata accolta? E qua il Corriere. Dagli Stati Uniti il silenzio e assenso di Washington nei giorni scorsi, quindi con la scusa del passaggio di consegne tra Biden e Trump si resta in silenzio negli Stati Uniti. In Iran, eccolo qua, un malinteso risolto, quindi insomma si sminuisce diciamo, la portata degli eventi. Gli ayatollah soddisfatti, la rabbia invece dei dissidenti. Andiamo a vedere altri quotidiani. Sempre quotidiani, vediamo un altro quotidiano generalista che è il Giorno, gruppo quotidiano nazionale, con il Resto del Carlino e La Nazione. Scontri per rami, il papà dice basta violenza, quindi un'apertura, diciamo, in qualche modo diversa, sempre sugli scontri, perché gli scontri, quelli di Rami e quelli contro gli ebrei, diventano tema di politica che vediamo nei quotidiani politici. Vediamoli subito. Allora, Il Tempo, quindi partiamo dai quotidiani di centrodestra, diciamo, quindi di maggioranza, gli arcifascisti, questo è Il Tempo, li mette là, sono Elly Schlein e Giuseppe Conte, Salvini e Meloni in testa ai cortei. Vedete qui si vede poco, però lo evidenziamo in questo modo, un manifesto di Giorgia Meloni con le mani rosse, quindi in segno di macchie di sangue, quindi Salvini e Meloni a testa in giù, devono morire, la Premier adesso basta violenze, la sparata di Schlein, la destra strumentalizza, quindi vedete anche i cortei diventano tema diciamo, di scontro politico, come sempre, diciamo, aggiungiamo. Il Giornale. Botte agli agenti, eccola qua l'apertura. Il governo ora dice basta, in un anno 273 feriti, un DDL per tutelarli, mentre la sinistra sta ancora con i violenti. E questo è un altro tema politico, ancora quotidiani di centrodestra. Libero, assalto a ebrei e forze dell'ordine, non le manda a dire Libero, fogna rossa, 18 poliziotti feriti a Roma e a Bologna, dove i manifestanti dell'estrema sinistra hanno preso di mira anche la sinagoga. In un anno incidenti più che raddoppiati, ed è un tema, così come è un tema culturale, lo abbiamo detto anche in questi giorni, la fiction M diciamo, di Sky. Beatrice Battista intervista sul Duce al cinema, così M delude gli antifascisti, quindi una polemica che si risolve poi nel nulla. Promosso senza indugi, anzi l'appello è questo: voi di destra o di sinistra, guardatevi questo meraviglioso esempio di cinema in TV. Insomma, Pierluigi Battista, insomma, che certamente diciamo, non le manda a dire in questo caso. Vediamo qualche quotidiano invece di altra natura. Eccolo qua, il Fatto Quotidiano, che apre invece con Nordio che dà ragione a Teheran, quindi la liberazione di Abedini, 0 reati, il ministro ammette, ha fatto un mese di galera da innocente. E ancora sul Fatto Quotidiano, che è un quotidiano molto attento alla questione della giustizia, vedete in taglio alto, ne abbiamo parlato poco fa, la separazione delle carriere con la protesta delle toghe nell'anno giudiziario, ma
Una notizia, diciamo, che interessa anche i consumatori: gasolio alle stelle, lo scrive il governo all'Unione Europea, quindi i prezzi della benzina. Andiamo del carburante. Il Domani, caso Sala Nordio scarcera Bedini, Meloni rispetta i patti con Khamenei. C'è anche un approfondimento di Bolzoni, questa volta sulle vittime dimenticate dall''ndrangheta sul quotidiano Domani. Abbiamo il tempo per vedere un quotidiano economico, che è il quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore del lunedì, con diciamo, si chiamano pezzi freddi: azioni, case oro e titoli di Stato, le previsioni del 2025 per i mercati, prospettive differenti per le borse su due lati dell'Atlantico. Wall Street attende Trump, mentre il vecchio continente resta più statico. E poi parte la corsa, questo interessa molto i consumatori, parte la corsa all'ISEE, che è questa certificazione dell'indice economico. Il 20% però lo fai da te, non si affida più né ai CAF né ai commercialisti, si risparmia. Michele. Grazie Luca. Prima del meteo una notizia siciliana dell'ultima ora: un imprenditore di 43 anni, catanese, è stato arrestato dalla polizia postale perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Centinaia di immagini e video di pornografia minorile con vittime in età infantile sono stati trovati nel corso della perquisizione informatica. Vi daremo maggiori dettagli nelle prossime edizioni del nostro telegiornale, una notizia che ci ha riportato subito il nostro Tonino De Mana. Adesso l'occhiata al tempo e poi di nuovo torneremo in diretta con i primi ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Prosegue la fase stabile ed assolata anche con l'avvio della nuova settimana sulle regioni settentrionali e cieli saranno in prevalenza sereni sul versante tirrenico. Altrove tempo ancora instabile con rovesci sparsi e neve sino a quote medio-basse. Sulla Sicilia infatti condizioni di instabilità con qualche fenomeno sparso e qualche possibile temporale. I venti saranno ancora tesi dai quadranti settentrionali, con temperature infatti che si manterranno contenute, punte non oltre i 13-14 gradi. Nel corso della giornata di martedì poco cambierà, il tempo infatti sarà ancora a tratti instabile sulla Sicilia e in particolar modo sulle coste settentrionali. Altrove ritornerà qualche timida schiarita con qualche pausa asciutta. I venti saranno ancora tesi, sempre dai quadranti settentrionali, con temperature senza particolari variazioni. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo. Quindi il meteo conferma quello che ci diceva poco fa il questore Tancredi da Ragusa. È venuto il momento di far entrare in modo virtuale il nostro primo ospite, è Marco Celani, che è presidente dell'AIGAP e che è collegato con Skype. L'AIGAP è l'Associazione Italiana dei Gestori Affitti Brevi. Buongiorno, benvenuto. Vogliamo parlare con lei proprio delle novità che riguardano gli affitti brevi. Con l'inizio dell'anno, lo sapete, nuove misure sono state introdotte per regolare il mercato degli affitti brevi e contrastare l'iperturismo che svuota la città. Era necessario, Celani, questi nuovi provvedimenti? Erano necessari? Beh, allora innanzitutto parliamo del fatto che nella giungla normativa che abbiamo in Italia, che regolamenta gli affitti brevi nelle varie regioni, era necessario mettere un punto di normativa a livello nazionale, quindi questo codice identificativo nazionale va a sommarsi ai codici regionali che già esistevano da anni e quindi va a creare un database che censisce a livello nazionale quelle che sono le strutture ricettive sia alberghiere che extraalberghiere. Quindi il Ministero del Turismo, ma anche l'Agenzia delle Entrate potranno avere un punto di riferimento unico a cui guardare per il mondo dell'ospitalità. Perfetto, però questo degli affitti brevi, ricordiamolo, ha portato ricchezza, prenotazioni del valore di parecchi miliardi, ulteriori arrivi di turisti, tutta l'economia turistica si è migliorata grazie agli affitti brevi, è vero o no?
È assolutamente vero, i dati ci dicono che noi siamo un paese in cui abbiamo una grande abbondanza di case vuote, in cui abbiamo molte città, borghi e centri periferici che si spopolano e si spopolano ovunque nel nostro paese. Abbiamo per esempio in Sicilia tantissime situazioni di borghi che mettono le case in vendita a €1. Ecco, gli affitti brevi sono uno strumento attraverso il quale tante famiglie possono fare dei piccoli investimenti ristrutturando le loro case molto spesso ereditate, e promuoverle sui portali online e riuscire a portare in questo modo nelle loro terre d'origine degli ospiti che altrimenti non avrebbero saputo neanche dell'esistenza di quelle destinazioni. Noi stimiamo che nel 2024 il contributo sia stato solo nel valore delle prenotazioni di circa 11 miliardi, quindi assolutamente non trascurabile. 11 miliardi per Bacco, complimenti. Ecco, però lei poco fa ha fatto cenno al nuovo CIN, che non è qualcosa che riguarda i Brindisi, ma è il codice identificativo nazionale, obbligatorio per tutte le strutture ricettive. Che vantaggi comporta, dottor Celani? Ma allora, per l'ospite comporta la conoscenza del fatto che quella è una struttura regolarmente registrata. È chiaro che poi per ottenere questo CIN bisogna avere preventivamente ottenuto il codice identificativo regionale, che viene rilasciato dai singoli comuni previa la verifica di tutta una serie di requisiti: l'abitabilità, l'agibilità, la sicurezza degli impianti elettrici, ma anche dei requisiti oggettivi come l'esistenza degli estintori e dei rilevatori di fumo, quindi una sicurezza in più per chi viaggia in appartamento. Però sono ancora pochi, risultano, quelli che hanno, si sono appropriati del CIN. Il 21% è pochissimo per ora. No, in realtà è il contrario. Abbiamo circa l'81% di persone che hanno ottenuto il CIN rispetto al CIR. E poi stavo guardando che per esempio in Sicilia siamo a una media superiore a quella nazionale di un paio di punti, con dei picchi a Palermo dell'85% e a Catania dell'84%, quindi in realtà vedo un tasso di adeguamento molto elevato. Consideriamo che quel 15-20% che ancora non ha ottenuto questo codice probabilmente è fatto da persone che smetteranno di fare locazioni brevi, quindi io considero il raggiungimento un risultato ottimo. Perché, limita quel poco che limita quelli che non erano adeguati a fare forse affitti brevi, è così, no? Esatto, e consideriamo che i portali online in assenza di CIN stanno oscurando gli annunci, quindi coloro che non si sono dotati di questo strumento stanno uscendo dal mercato. Ecco, le faccio una domanda che è molto delicata, ma c'è un rapporto fra affitti brevi e iperturismo? Cioè iperturismo si intende il fatto che ci siano tra i residenti malumori notevoli per un eccesso, per un arrivo troppo esagerato di turisti, che poi da una parte è un bene naturalmente. Lei che dice? C'è un rapporto fra queste due cose? Guardi dottore, faccio l'esempio di Barcellona, così non ci inimichiamo nessuna città italiana. Perfetto. A Barcellona arrivano ogni anno 12 milioni di turisti, che sono considerati troppi dai residenti, ma quelli che danno fastidio sono quei 3 milioni e 600 mila turisti che sbarcano dalle navi da crociera, che non consumano nulla sul territorio e che non spendono. Gli altri sono persone che dormono negli hotel, che utilizzano ristoranti, che utilizzano i mezzi pubblici, e quindi contribuiscono anche alla fiscalità della singola città spendendo in loco, per cui gli affitti brevi sono una parte dell'ospitalità che consentono alle città di ospitare più turisti di quanti il settore alberghiero sarebbe in grado di fare, e consente alle famiglie di integrare. Un'ultima chiosa sull'iperturismo: in realtà ad oggi i dati Istat ci dicono che nel 2024 abbiamo avuto all'incirca il 2% in meno di turisti rispetto all'anno precedente, quindi prima di urlare all'iperturismo starei attento. E quindi si esagera anche nel parlare di iperturismo. Una precisazione molto importante la sua, dottor Celani. Senta, e chi sono i proprietari delle case online, cioè quelli che mettono in affitto le case?
Sono quelli che un tempo chiamavamo la classe media e che viene sempre più bastonata da tutti da un punto di vista fiscale e anche a questo punto di comunicazione mediatica, no? Perché noi ormai abbiamo su 35 milioni di abitazioni quasi 10 milioni sono vuote, il 31% all'incirca delle abitazioni che vanno nel circuito del breve termine sono ereditate, quindi sono case che a un certo punto qualcuno intorno ai 50 anni si trova ad avere, non sa cosa farci e può decidere se venderle, affittarle a lungo termine o affittarle a breve termine. L'opzione a breve termine è molto gradita per il fatto che non c'è rischio di credito e che consente di rientrare in possesso dell'immobile molto rapidamente. Perfetto. Adesso l'altra novità recentemente introdotta è la Keybox o Keybox per come è scritta. Che cos'è e a che cosa serve? Allora, le key box sono degli strumenti che possono essere utilizzati propriamente o impropriamente, sono delle scatoline che vengono fissate fuori dai portoni, fuori dalla porta proprio all'interno del condominio, oppure impropriamente attraverso dei locker vengono messe sui pali della luce e sui cancelli. Allora, sui pali della luce e sui cancelli occupano proprietà pubbliche e quindi sono sempre illegali, mentre sul portone del condominio, laddove non c'è un'ordinanza comunale che lo vieta, e ad oggi in nessuna città c'è un'ordinanza condominiale che lo vieta, oppure addirittura all'interno del condominio, stiamo parlando di proprietà privata e nessuno può toccarla, e serve tipicamente a garantire l'accesso a una casa a qualcuno senza doverlo incontrare necessariamente nel momento dell'appuntamento. Però si è detto che si è fatta una stretta su questo perché non aiutava i gestori autonomi di affitto brevi a far presente le persone fisicamente dove si trovava l'affitto, no? Dove veniva realizzato l'affitto, è così? Allora, guardi, in realtà noi siamo in stretto contatto col Ministero dell'Interno e stiamo proprio discutendo questo aspetto, perché ad oggi il testo unico di pubblica sicurezza prevede che chiunque ospiti non possa far entrare in un immobile qualcuno che non sia stato previamente riconosciuto. Che vuol dire riconosciuto? Che abbia dimostrato un documento di identità valido. Questo non ha nulla a che vedere con le modalità attraverso le quali vengono consegnate le chiavi, per cui oggi stiamo discutendo con il Ministero dell'Interno in modo molto attivo e collaborativo le modalità di riconoscimento da remoto tecnologicamente ammesse. Per quanto riguarda la consegna delle chiavi, ad oggi non c'è nessuna legge che vieta di consegnare attraverso l'utilizzo delle key box. Ma direi che sono chiarissime le sue precisazioni, noi la ringraziamo molto. Marco Celani, presidente dell'AIGAB, l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Breve pausa, altrettanto breve la nostra, e poi dopo parleremo con la vincitrice del premio Anna Kulishov, una catanese. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, facciamo subito i complimenti alla dottoressa Maria Rosaria Tropea, ricercatrice all'Università di Catania. Buongiorno e benvenuta, e vincitrice del premio Anna Kulishov 2024. Complimenti davvero. Lei è di Acireale, è laureata in medicina e chirurgia ed è una ricercatrice all'Università di Catania che ha avuto questo premio consistente in 5.000 euro all'Università di Milano il 20 dicembre. Dunque, leggo qua nella scheda che ha preparato la redazione che tra i suoi studi numerosi lei si è occupata in particolare dei meccanismi di apprendimento e memoria e anche della malattia di Alzheimer che purtroppo falcidia i nostri anziani e non soltanto. Quali sono in particolare alcune cose che può chiarirci in termini elementari e semplici per noi che non siamo esperti? Ci provo. Allora, grazie. Sì, allora in effetti ho iniziato a studiare appunto i meccanismi di apprendimento e memoria sia in condizioni più fisiologiche, quindi quello che succede nel cervello sano quando apprende, e
Cosa invece accade nel momento in cui sostanzialmente il processo normale di apprendimento e memoria viene a mancare, e cosa può portare alla malattia di Alzheimer, che infatti è una malattia estremamente frequente, con un'incidenza molto elevata, è la forma di demenza con l'incidenza maggiore, e con l'invecchiamento della popolazione sta aumentando sempre di più. Ci sono più anziani, e quindi purtroppo sì. Purtroppo sì, e quindi quello che è l'obiettivo un po' della mia linea di ricerca dall'inizio, quindi da quando ero ancora studentessa di medicina in tesi, fino poi durante il dottorato e fino ad adesso, è appunto cercare di capire il meccanismo da un punto di vista proprio cellulare che può portare alla degenerazione. Infatti lei ha studiato la proteina beta-amiloide e la sua interazione con i ricettori nicotinici della acetilcolina alfa 7. Aiuto! Sì. E qui ci deve, per favore, spiegare invece che sono cose importanti e di che si tratta. Allora, la proteina beta-amiloide è una delle proteine più studiate nella malattia di Alzheimer dagli ultimi 100 anni circa, proprio perché è una proteina che si accumula, e quindi nei cervelli, a livello istopatologico, nei cervelli post-mortem, è stata trovata accumulata in delle placche, e questo è il motivo per cui è iniziata tutta una teoria appunto sulla malattia di Alzheimer, che è appunto amiloidocentrica, cioè sostanzialmente questa teoria sostiene che questa proteina comincia ad accumularsi e quindi poi danneggia i neuroni che sono alla base dei processi di apprendimento e di memoria. Quindi questa proteina non dovrebbe esserci, o ce ne dovrebbe essere poca. Esatto, il punto è proprio questo, quindi il punto del mio studio, in realtà noi ci siamo focalizzati sul ruolo fisiologico, quindi normale, di questa proteina, proprio perché abbiamo visto che questa proteina è normalmente presente nel nostro cervello, però a concentrazioni molto più basse, e a concentrazioni più basse è addirittura necessaria, quindi necessaria proprio per gli stessi processi di apprendimento e memoria. Pazzesco, quindi al contrario, assolutamente, quando è tanta invece ha l'effetto opposto e diventa estremamente dannosa. E che cosa la fa aumentare? Questa è la domanda da $1 milione. La nostra sì, diciamo che se riuscissimo a capire qual è il motivo per cui questa proteina aumenta, probabilmente sapremmo come curare questa malattia. La nostra ipotesi è appunto legata al recettore di questa proteina, che è il recettore alfa 7 dell'acetilcolina. L'acetilcolina è un neurotrasmettitore molto diffuso nel nostro cervello, con tanti recettori diversi. In particolare questo recettore alfa 7 abbiamo visto che fa da recettore anche per la beta-amiloide, che svolge la sua funzione fisiologica agendo tramite questo recettore. Ma dipende dal fatto che uno fuma, che uno mangia poco, mangia troppo, che ne so, guarda troppo il video del computer o del telefonino. Sappiamo già qualcosa su questo? Allora, sulle diciamo concause che portano alla malattia di Alzheimer ci sono centinaia di lavori. Ancora è probabilmente una malattia multifattoriale, quindi dovuta all'interazione di tanti fattori diversi. Tanti studiano l'effetto neuroinfiammatorio, altri hanno studiato alterazioni di tipo del microbioma, quindi di altre alterazioni di varia natura dello stile di vita. Sicuramente influiscono tutte insieme, però quello che a noi interessa di più, indipendentemente dalle tantissime possibili cause che possono portare a una disfunzione, è proprio il processo che porta all'aumento della beta, perché lì probabilmente si potrebbe poi agire da un punto di vista farmacologico. E quello che abbiamo visto, che è stato interessante ovviamente su modelli animali ancora, è che quando questo recettore fisiologico della beta-amiloide non funziona bene, la proteina si accumula. Quindi probabilmente come una sorta di meccanismo compensatorio, per cui aumenta, cercando di compensare la mancanza del suo recettore. E senza arrivare all'Alzheimer ci sono problemi anche per cali di memoria relativamente ai suoi studi? Sì, sicuramente se manca, lei dice, il recettore, non funziona bene, sì, c'è il deficit cognitivo, quindi abbiamo in questi modelli proprio una patologia simile all'Alzheimer da tutti i punti di vista, per l'aumento della beta-amiloide, di altre proteine che si accumulano come la tau, e il deficit di memoria. Sì. Lei continuerà, immagino, questo tipo di studi? Assolutamente. Dove sì. lo farà? Lo farà in Sicilia? Oppure spero di poter continuare all'Università di Catania. Noi questo ci fa felici, perché non è vero che è necessario andare via da Catania o dalla Sicilia per fare studi anche di livello altissimo. L'ultima cosa che le chiedo, e la ringrazio per il suo tempo, è questa. Ci sono suggerimenti negli stili di vita che comunque
ma malgrado le ricerche ancora non definitivamente concluse, ci possono aiutare? Sicuramente uno stile di vita sano capisco è la risposta più banale, però è probabilmente quello che intanto ci può aiutare. Alimentazione, attività fisica, assolutamente sì, e mantenere il cervello attivo. Quindi cercare di non fermarsi, continuare a trovare sempre un modo per allenare il proprio cervello. Allenare il cervello, perché può essere d'aiuto. Però studiare, leggere, viaggiare, assolutamente, forse. Tenersi in attività dove possibile, e poi appunto un'alimentazione sana, la nostra dieta mediterranea, insomma, si presta bene da questo punto di vista, e poi un po' di attività fisica fa sempre bene. Complimenti e grazie a Maria Rosa Torpea, ricercatrice dell'Università di Catania, vincitrice del premio Anna Kuleshov. Complimenti e buon lavoro per il suo futuro, ci faccia sapere appena arriverà a scoprire cose più importanti, ancora più importanti intendo dire, per questa terribile malattia che è l'Alzheimer, e per, abbiamo detto, anche i cali di memoria e le altre questioni. Adesso facciamo una breve pausa e dopo parleremo del fatto che la Sicilia ospiterà, anche questa è una cosa positiva, il torneo delle regioni, un torneo calcistico, però importante, che coinvolge un po' tutte le province. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, notizie positive. L'evento principe del calcio dilettantistico italiano sbarca in Sicilia per la prima volta nella sua edizione numero 61. L'isola ospiterà infatti il torneo delle regioni. Ci racconterà tutto da Palermo, in collegamento diretto il nostro Marco Gullà, che vedete con Sandro Morgana, che è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Buongiorno a entrambi, a voi la linea. Buongiorno. Sì, buongiorno Michele, sono appunto con Marco. Sandro Morgana, presidente della LND Sicilia. È un evento importante. Tu pensa, Michele, che per la prima volta la Sicilia ospita questo torneo, grazie ovviamente anche al grande impegno del presidente appunto Morgana, che ha lavorato tantissimo anche a fari spenti per portare questo torneo nell'isola. È un torneo che, come hai detto tu, inizierà poi l'11 aprile, terminerà il 18, oltre 2000 atleti, ma è un torneo, caro presidente, che poi ha anche dei riflessi abbastanza importanti sul fronte turistico. Sì, certamente. Avete intanto buongiorno a lei. Cucuzza, la rivedo dopo tanto tempo con molto piacere. Reciproco, grazie, reciproco. Grazie a lei. Ecco, volevo dirle, questo è la prima volta che la Sicilia ospita il Torneo delle Regioni. Il Torneo delle Regioni è la manifestazione giovanile più importante della Lega Nazionale Dilettanti e, se vogliamo, di tutta la Federazione Italiana Gioco Calcio, come manifestazione proprio dei dilettanti. Si fa il Torneo delle Regioni con 4 categorie: gli under 15, gli under 17, gli under 19 ed il calcio femminile. Quindi significa che nei giorni che vanno dal 12 al 18 aprile del 2025 ospiteremo circa 2000 atleti, con un totale complessivo di 10.000 pernottamenti, utilizzando circa 14 alberghi, facendo 145 gare e utilizzando 20 impianti sportivi, tutti in erba artificiale. È un evento importantissimo, un evento che ci dà veramente una dimensione sportiva importante. Lo dico subito, grazie, mi sono ripromesso di raggiungere 4 obiettivi. Prego. Il primo è un obiettivo naturalmente di natura sportiva, quindi l'organizzazione dell'evento, la buonissima organizzazione che dovremo assicurare all'evento, dando prova e capacità della nostra possibilità di organizzare al meglio un torneo così importante. Coinvolgeremo tutta la Sicilia ed è questa la grande scommessa, perché ci saranno 5 gironi di qualificazione di 4 squadre di 4 regioni ciascuna, una a Palermo e Catania, a Palermo e Trapani, l'altra ad Agrigento, Caltanissetta e Enna, l'altro girone a Siracusa e Ragusa, poi un altro girone che farà Catania, Giardini ed uno infine che farà Taormina, Messina. Quindi tutta la Sicilia è coinvolta, le fasi finali si faranno a Giardini e Taormina.
Volevo dirle 4 obiettivi. Il primo, quindi, abbiamo detto, di natura sportiva. Il secondo, di promozione del territorio. Vogliamo promuovere la terra di Sicilia, la bellissima terra di Sicilia, le sue bellezze monumentali, paesaggistiche, architettoniche. Vogliamo mettere insieme turismo, sport e promozione del territorio, perché siamo convinti che siano insieme sinonimo di civiltà e di progresso. Vogliamo dare un grande segnale di contrasto alla violenza, proprio in un momento in cui la Sicilia viene classificata dal Corriere dello Sport come regione virtuosa, nel senso che sono diminuiti in maniera radicale gli episodi di violenza nei confronti dell'arbitro. E in quarto luogo vogliamo fare un'iniziativa di solidarietà, destinando 5 euro, lo fa un'iniziativa propria del comitato regionale, destinando una somma di 5 euro per ogni gol segnato al torneo delle regioni alla organizzazione La Casa di Lucia, che è un'organizzazione dedicata alla signora Lucia Pepe, una ragazza morta per una grave malattia a 34 anni e che era impegnata nell'azione di sostegno ai migranti. Aiuteremo questa organizzazione. Complimenti, sono scopi e finalità bellissime, veramente entusiasmanti. Grazie. Davvero. A te, Marco. Grazie. Rimaniamo sul tema sul binario calcistico, Michele, perché diciamo la Sicilia è anche una sorta di isola felice su questo fronte qui, dal torneo delle regioni anche ad una menzione da parte di un noto quotidiano sportivo che sul tema della violenza contro gli arbitri ha praticamente posto la Sicilia, il comitato Sicilia, tra i comitati più virtuosi. Gli episodi non sono sicuramente tantissimi come in altre regioni, e questo va a valorare sicuramente il lavoro che il comitato appunto sta facendo proprio su questo fronte qui, Presidente. Sì, diciamo questo articolo è stato fatto dal Corriere dello Sport in seguito alla proclamazione dello sciopero degli arbitri del Lazio, ed è stata fatta un'analisi nazionale, e in questi primi 3 mesi di campionato, 2 mesi e mezzo, si erano registrati circa 190 episodi di aggressione all'arbitro. Devo dirle nel passato che la Sicilia ha avviato un percorso, diciamo così, di legalità molto importante, di attenzione, di monitoraggio degli episodi di violenza, perché lo sport, il calcio, tutto può essere tranne che violenza. E abbiamo registrato un decremento costante, gli ultimi 2 anni proprio hanno registrato questo decremento, anche se complessivamente negli ultimi 2 anni c'erano stati circa 90 episodi di aggressione all'arbitro in 2 anni, in uno 40, nell'altro 29. A questo punto le devo dire che quest'anno, secondo questo articolo del Corriere dello Sport, che io comunque col mio sistema di monitoraggio interno ho verificato, siamo tra le regioni virtuose. Proprio è stata chiamata la svolta della Sicilia, perché nei primi 2 anni e mezzo ci sono stati soltanto 5 episodi di violenza, peraltro non gravi, perché non hanno determinato alcun giorno di prognosi. Per carità, io dico sempre che questo tipo di statistiche non mi affascinano per niente, perché finché ci sarà anche un solo episodio di violenza nei confronti degli arbitri, di violenza fra calciatori, per me è un problema. Michele, se abbiamo ancora qualche minuto. Sì, come no? Certo. Sì, un tema che però dobbiamo anche affrontare col Presidente, che non riguarda soltanto il calcio, ma riguarda un po' tutti gli sport. L'abbiamo affrontato anche diverse volte con il Presidente del CONI Sicilia, Sergio D'Antoni, che è quello delle strutture, dei campi, dove appunto i giovani devono fare sport, devono fare calcio, e in Sicilia diciamo che non siamo messi benissimo, Presidente. No, non siamo messi benissimo, ma non siamo messi neanche poi alla fine male, nel senso che in questi anni non si è lasciato passare il tempo inutilmente, cioè abbiamo lavorato, abbiamo cercato di migliorare la condizione. Quando il gruppo dirigente che ha assunto la guida del CR Sicilia nel 2007 è arrivato, con me presidente, poi sono andato a fare il vicepresidente nazionale a Roma. In quell'occasione io l'ho incontrata in occasione del Paladino d'Oro presso la sede di Piazzale Flaminio. Abbiamo anche delle foto. Sì, gliele facciamo vedere. Ora gliele facciamo vedere. In quella, voglio dire... Eccola qui, Michele, eccola qua.
Qualche anno fa, vabbè. 2010, eravamo entrambi più giovani. Comunque. Allora voglio dire, prego. Quando arrivammo c'erano soltanto 19 impianti in erba in Sicilia, 19. Oggi abbiamo superato la soglia di 100, ci avviciniamo a 170 campi, strutture in erba artificiale, e ce ne sono tante con i progetti approvati in via di definizione, in via di lavoro. Quindi nei prossimi giorni andremo ad inaugurare il campo di Taormina, dove faremo le finali. Quindi, come dire, anche il campo di Lettoianni, come dire, si tratta di una condizione che rispetto alle grandi regioni del nord ancora è in una fase, diciamo, di ritardo. Tuttavia, rispetto a quello che abbiamo trovato, bisogna dire che il lavoro che abbiamo fatto insieme alle istituzioni, al credito sportivo, a tutti, sta dando dei risultati che noi speriamo nel breve periodo di migliorare sempre di più. Michele, sarà anche l'occasione, visto che molte partite si giocheranno sul versante orientale tra Taormina, Catania, ovviamente anche tu potrai assistere sicuramente, se avrai tempo, a queste partite che sono poi anche un'icona del calcio e dello sport, soprattutto quello che ci piace. E questa è la mascotte, caro Michele, si chiama Fico, la mascotte del torneo delle regioni. Si chiama Fico. Sì, si chiama Fico perché vuole. Io ho detto che nella attività di promozione del torneo delle regioni dovevamo valorizzare la sicilianità, i colori, gli odori, i sapori della Sicilia. Ecco, vuole ricordare il fico d'India, che è uno dei frutti tipici della Sicilia, e nello stesso tempo Fico, oltre a rappresentare la Sicilia, a identificare la Sicilia, vuole essere uno particolarmente fico, particolarmente ganzo. Ecco, quello è l'idea che noi vogliamo dare del torneo delle regioni. Direi una trovata geniale. Fico, una trovata geniale. Grazie, Marco? Grazie. Assolutamente. I nostri ragazzi della comunicazione hanno, come dire, rappresentato al meglio questa mia idea. Michele, quindi torneo delle regioni 11-18 aprile, un appuntamento importante, poi ovviamente ci sarà anche una roadmap di comunicazione verso, diciamo, questo grande evento, Presidente. Quindi certamente sì. E noi ne daremo conto naturalmente. Ringrazio Marco Cullà, che è stato con Sandro Morgana, che è Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e che, come dire, ci ha fatto vedere anche la mascotte, il fico di queste 20 regioni che parteciperanno al torneo delle regioni per la prima volta in Sicilia. È il momento del nostro almanacco. Oggi 13 gennaio è la giornata internazionale del dialogo tra religioni e omosessualità. Tale ricorrenza è stata istituita in memoria di Alfredo Ormando, scrittore che il 13 gennaio 1998 si diede fuoco in piazza San Pietro per protestare contro l'omofobia delle gerarchie vaticane. Tale gesto estremo ha portato in evidenza la necessità di avviare una riflessione sul tema della fede e della diversità di genere e scelta sessuale, riflessione che resta necessaria e attuale al fine di eliminare le discriminazioni. Sapete com'è formata la cupola geodedica? Si tratta di una struttura a sfera con travi rigide e leggere a forma di triangoli. Ma sapete che una cupola massiccia può arrivare a pesare migliaia di tonnellate? Quella della Cattedrale di San Paolo a Londra pesa 66.000 tonnellate e si regge proprio grazie alla fisica. Le sezioni agiscono sia in compressione che in trazione, trasmettendo il carico a terra ed assorbendo la spinta anche in orizzontale. Chissà se Marco Amato ha bisogno di una cupola geodemica per osservare le stelle. Marco, che dici? Starai sorseggiando il tuo caffè. Comodo, visto che nel mio lavoro l'osservazione delle stelle è fondamentale. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, evviva, buon caffè. Grazie.
Allora, oggi la tazzina ha un omaggio particolare ad una città siciliana che a me piace moltissimo, è esagonale ed ha un materiale molto prezioso, è fatta con scaglie di lava vulcanica. Vediamo se indovinate di che città si tratta. È una piccola città. No, è la bellissima Catania che tanto mi sorride, quindi oggi volevo iniziare la settimana con questo omaggio col mio caffè proprio alla città. Dov'è la pianta esagonale? Dov'è? Come? Dov'è la pianta esagonale? Dove si trova? Dov'è la? Pianta esagonale, quella roba che hai in mano tu. Vabbè, andiamo avanti, dai. Ecco, tutta la forma della tazza e del piattino è esagonale, ecco tutto qua. Allora, oggi di cosa vi racconto? Appunto, passando per la musica e preparandomi a un altro dei miei grandi amori che è Sanremo, oggi vi parlo di Gue Pequeno. Gue Pequeno lo vedremo sul palco dell'Ariston, ma non solo. Giorno 10 è uscito il suo nuovo album, Tropico del Capricorno, un album dedicato proprio al suo segno zodiacale. Il Capricorno è il segno della resistenza e anche di una certa forza lavorativa che ha a che fare appunto con una sua maturità artistica. Dopo anni ci consegna questo stupendo lavoro che ripercorre un po' le sue tappe artistiche musicali. Tropico del Capricorno, un nome anche usato in un romanzo di Miller, famosissimo e anche molto gradevole da leggere. I due tropici di Cancro e Capricorno sono semplicemente delle denominazioni di latitudine, ma sono così importanti, sono le uniche due segnate nel planisfero proprio perché sono le uniche due a ricevere il sole in maniera zenitale, ovvero il solstizio d'estate Cancro e il solstizio d'inverno Capricorno danno un'illuminazione che è zenitale, quindi perpendicolare, la luce arriva diretta in maniera verticale proprio dal sole. Allora auguriamo a Gue Pequeno, proprio perché nel periodo capricorniano esce il suo album, come un omaggio anche magari al suo compleanno, ma non solo, perché durante il periodo del Festival di Sanremo, che è Acquario, quindi con l'inversione planetaria di Saturno e Urano, ci potremmo aspettare assolutamente delle splendide sorprese. Quindi in bocca al lupo al nostro rapper italiano. Allora, oggi è una giornata molto speciale perché la luna si fa piena in Cancro, è la luna della massima espressione astrologica perché è potentissima. In Cancro il suo regno naturale, la pienezza della luna la rende assolutamente potente ed enorme. Ed ecco cosa succede sulla ruota zodiacale. Sicuramente i segni d'acqua sono i più favoriti, ma nel resto dello zodiaco cosa accade? Per Ariete la luna oggi rappresenta un po' un freno, proprio perché dovrà calibrare un po' meglio le sue relazioni, a volte essere trattenuto a casa da qualcosa che non gli consente troppa libertà. Toro, una luna super favorevole assolutamente per voi, finalmente buone notizie di concretizzazione e di assoluta fluidità nelle vostre faccende che aspettavano uno sblocco. Gemelli, è una luna piena di seconda casa che parla quindi di finanze e di riutilizzo di risorse, e intelligenti e geniali come siete troverete la strategia giusta. Cancro, che dirvi, oggi siete il re dello zodiaco assieme agli altri due fratelli d'acqua, Scorpione e Pesci, per cui oggi utilizzerete benissimo l'energia della luna. Vi ricordo che però si congiungerà anche a Marte ed è collegata a Urano, quindi oggi c'è un po' di scienza, un po' di tecnologia, ma anche un po' di chiarezza che porta alla luce anche lati marziani, quindi anche quelli che non vogliamo vedere. Leone, a proposito di ciò che non ha voluto vedere il Leone, proprio la chiarezza della luna alle sue spalle in Cancro nel segno precedente gli darà modo di fare un esame con se stesso. Oggi è una giornata in cui vi dovrete mettere allo specchio. Vergine, assolutamente positiva questa settimana, non potrebbe iniziare meglio per voi perché il gruppo, gli amici e la squadra sono assolutamente il motivo dominante, per cui riprendetevi la vostra respirazione e le vostre poliedriche ispirazioni.
bilancia. Questa luna parla di carriera, vi fa di nuovo ambiziosi, sanamente ambiziosi, quindi non posponetevi e non state dietro le quinte, prendetevi il vostro protagonismo. Scorpione, oggi è una luna assolutamente geniale, poliedrica per voi e che vi rende assolutamente versatili per tutto, nuove emozioni e nuovi stimoli a tutto campo vi daranno l'idea per trasformare un po' il vostro ambito lavorativo, affettivo e sentimentale. Sagittario, una luna un po' distante ma che vi mette nelle condizioni di trattare meglio i vostri sentimenti, quindi oggi un po' più romantici. Capricorno, luna d'opposizione, per cui oggi i chiarimenti saranno assolutamente necessari, soprattutto con dei fatti che covavate da un po' che non riuscivate ad esplicare. Acquario, giornata assolutamente all'insegna della fantasia, dell'estero e della creatività. La luna è nel segno del sonno e del sogno e voi siete quello della fantasia, quindi utilizzate bene le valenze e stupiteci ancora una volta tutti. Pesci, anche voi tra i più fortunati dello zodiaco, con una luna assolutamente fattiva, energica e piena di vitalità. E con questo auguro a tutti una splendida giornata e un buon inizio settimana. Buongiorno buon inizio Sicilia. di settimana a te, grazie a Marco Amato. Adesso la linea di nuovo a Luca per un'occhiatina ai quotidiani. A te Luca. Grazie Michele, due curiosità. Il Corriere, come sai, pubblica sempre un articolo su che fine ha fatto. Ti faccio vedere la foto, vediamo se te lo ricordi, perché io a prima immagine non me lo sono ricordato tanto bene. Ti ricordi chi è questo qua? Questo è un cantante molto famoso negli anni '80 di Palermo, è Christian. Christian, Ecco, Christian. Lo Julio Iglesias italiano era così conosciuto. Allora racconta un bel racconto di Christian sul Corriere della Sera. Fu Mina a scegliere il mio nome, Battisti mi disse devi ridere di meno, e poi si sposò con Dora Moroni che lo accusò di averla tradita. Insomma, bella storia. Guarda qua, Craxi mi spedì 200 garofani, perché lui insomma aveva questo modo molto romantico di cantare. Christian, insomma, il famoso cantante, fece poi tanti Sanremo. In questi giorni invece, anche questa qua, è andato in onda un remake di Goldrake, Uforobo, un manga degli anni 70, ripreso dopo 45 anni. La curiosità qual è? Che gli ex bambini, cioè quelli che guardavano Goldrake e che hanno rivisto il remake, sono rimasti delusi perché ci sono pochi combattimenti, quindi in un'epoca diciamo dove si combatte realmente, dove ci sono tante guerre, insomma, sono quelle reali, e quindi li hanno messe di meno sul remake di Goldrake. Si rimane delusi. Anche da Segno dei tempi. Grazie Luca Silverti. Il 13 gennaio del 2006 Gianna Nannini ha pubblicato Sei nell'anima, il primo singolo a essere estratto dall'album Grazie. Il brano è stato uno dei maggiori successi, come sapete, della cantante senese, tanto che nel 2020 è stato incluso fra le migliori canzoni degli ultimi 45 anni. E con Sei nell'anima di Gianna Nannini vi lasciamo e vi auguriamo